infatti. Industrial Discount, buongiorno. Buongiorno signor, tutto a posto? Chiamavo per... Pronto? Sì, mi sente? Chiamavo La per... sento molto molto lontano. Ah, e vabbè, non siamo tanto lontani. Voi dove state? In provincia di Brindisi? Sì, la sento lontano dal telefono. No, io sto a Napoli. Signori, pensate se io vi chiamavo da Milano, non mi sentivate proprio. La cosa bella è iniziare con un sorriso. Io quando sento già una donna che sorride, già è una femmina che può fare per me. Già ve lo dico subito, già va bene Perfetto. così. Meglio Grazie, così. anche perché ne avevo bisogno lunedì Ah, mattina, una risata mi mancava. brava, perché il lunedì, come diciamo a Napoli, ci facciamo proprio la croce con la mano smerza. Avete capito? È così. Però deve passare anche il lunedì. Comunque, signori, non le faccio perdere tempo perché al di là della sua estrema simpatia non le voglio rubare tempo perché lei è una Mhm. lavoratrice come me. Io la chiamavo per questo articolo, asta per condizionatori Duval. Ok, Sì. guardi, e lei su quale sito ha visto questi Io in condizionatori? realtà l'ho vista sul sito quella di subito perché io voglio sparagna sempre e l'ancoppe si trovano sempre Ok, cose usate, ma mettono pure voi commercianti anche le cose nuove. Però le spiego subito, più che altro se lei conosce l'articolo, volevo sapere se andava bene per la sezione olimpionica. allora, Mm, guardi, conti che quello che ho trovato io, sì, condizionatori Duval, sì. giusto? Duval, mi A perdoni se lo 100 dico, ma io ci euro. tengo assai perché Gennaro Duval è amico mio. È Ok, così. vabbè. Dica, sì. Ok, Sì. e quelli a 100 euro, giusto? Quelli a 100 euro, però devo sapere se vanno bene per la sezione olimpionica. Mm. Guardi, questa informazione non gliela riuscirei a dire. L'unica cosa che le posso dire però, che così decide se in generale potrebbe Mm. interessarlo o meno, è che si trattano appunto di aste Sì? e i condizionatori sono così come li vede, quindi sono No, montati. ma vanno Dovrete benissimo. andare. Le spiego, se io la posso anche richiamare, io le spiego perché le facevo questa strana domanda, perché io devo partecipare nel mese di dicembre, e ho il tempo giusto di allenarmi, al famoso salto con l'asta per condizionatori. Mhm. E quindi giustamente se non dovesse andare bene, non c'è la sezione olimpionica, io vado a fare un acquisto sbagliato, ha capito? Quindi mi Ok, interessava saperlo, allora, quindi sì, mi dica. Mm. in realtà, beh, Un se ha attimo solo. bisogno io le posso Genà, lasciare. 6 metri e 40! Vai, che ce la fai? E sto venendo da accattare! Sapete, c'è Gennaro, si sta allenando, giustamente se non compriamo l'asta nuova non riusciamo ad arrivare a un'altezza giusta. Va Mi bene. perdoni, mi dica signore, Guardi, sì. Mm. facciamo così, Mm. se lei ha da appuntarsi le lascio il numero diretto di Giada della referente Già commerciale da... a dare questa Ah. informazione. Questa tiene Esatto. il nome di una che c'ha un po' la mazza dietro. Mazza un po', poi già da... Oh, ciao. Salve, sì, allora facciamo una cosa, guardi, se me lo dà un attimo io lo segno, mi dica pure. Sì. Allora, è Sì, 334 sì, sì. No, già da... 66 Va bene, esatto. è una Quando signora la che chiama le dice il numero. Sì, ok. Lei si intende di aste, non vorrei poi dover passare per altre telefonate, se no un acquisto poi lei No, lei comprenderà. è proprio la referente commerciale, quindi Va pazza per sicuramente se l'asta. non ha questa informazione riesce a ricavarla. Io devo dire a questa Guardi, referente che ho parlato con una signorina che è veramente straordinaria, eloquente e se dovessi dare la mia asta a qualcuno, signor, la darei solamente a lei. Ve lo voglio dire veramente con il bene, cuore, va però bene? le deve dire una cosa in più. Il Sì. numero dell'asta a cui lei è interessato è 5568 Ah, un attimo, l'83, va bene? 5568, allora 5568883. No, Eh, solo 8 e non c'è il 3. ah, L'8 è il 3, quindi peccato è che non c'era il 3, se no faccio... 5568 Sì? e poi 5568? il lotto è il numero 3. Ah, il lotto che è il numero 3. E Esatto. io sta a mia Raffaele che ci chiama sempre il lotto. Poi ci chiama Chiuca come sta, facciamo un bello super enalotto. E cazzo che ce la facciamo. Signorina è stata veramente gentilissima, grazie di vero cuore. Va bene, io la Grazie ringrazio. mille a E lei. quando è meriti Buongiorno. a Gerisce vicino principale, ma che ma fa questa giata pigliata la signorina che ha risposto al telefono che è 10 volte meglio. Ah, boh. E se vinco la Va medaglia bene. d'oro, vengo fino a Brindisi e va a Porto, ci pigliamo un caffè. Va bene? Grazie signora, grazie di Sì, cuore. però in Emilia Romagna venga, se no a Brindisi non ci incontriamo. Allora non è Brindisi perché ma dove cazzo ma dove che è sta targa BR Latiano BR noi siamo purtroppo siamo ignoranti che io pensavo che era Brindisi dov'è invece No, allora, il lotto si trova a Latiano, a Latiano che è in provincia di quindi Brindisi quindi esatto, non siamo invece io proprio le ignoranti rispondo da totalmente Faenza. quasi No, assolutamente no. e lei e quindi è lei che invece lavora nella sede centrale che sentivo questo accento nordico
Giusto? Esatto. Signori, ma a lei le piace il gingerino? Perché io se vengo dalle sue parti in Emilia-Romagna, io le voglio offrire un gingerino. È il mio modo di Non l'ho mai rompere il ghiaccio. assaggiato, quindi va bene. Le garantisco che il gingerino è buono. Verrò e soprattutto dirò a questa Giada è già una saccia, e già mi sta con questa siccia che si deve togliere da mezzo e deve dare il posto a voi. Una promozione. Va Vado a bene. buscare 10.000 euro Buona mesi, quando è giornata. vera mano. Buona giornata anche a voi, signori. Arrivederci. Ciao, buongiorno. State bene, state bene. Arrivederci. Oh, mannaggia sta Giada!